Vi parlo di Menocchio. È una storia molto interessante, per certi aspetti straordinaria. Lui è un mugnaio del Cinquecento che in qualche modo impara a leggere e a scrivere e si fa delle idee. E queste idee sono idee pericolose perché vanno contro il potere dominante. E lui queste idee non se le tiene, ne parla continuamente, provocando anche i suoi compaesani, finché arriva, ohimè, la denuncia, la delazione. E siccome siamo in un periodo di controriforma, si va al processo sotto l'Inquisizione e alla fine alla morte sul rogo. Ma le sue idee erano così importanti che ne hanno scritto gli storici recenti e ne sono nate delle storie importanti, riprese più volte a teatro, riprese più volte sui libri. Questa storia di Menocchio noi abbiamo deciso di metterla in musica, le musiche di Renato Miani, bravissimo compositore nostro, e ne è nato un progetto molto importante che coinvolge tantissimi musicisti e professionisti della nostra terra, cantanti, coro, orchestra, danzatori, regia, scene, costumi, luci, insomma un grande lavoro che debutterà a Mittelfest nella 25esima edizione del Festival della Mitteleuropa e avrà la sua prima esecuzione il 16 luglio in Piazza Duomo a Cividale del Friuli. Da non perdere.